Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. In apertura nuovi aggiornamenti dall'aeroporto di Catania. Istituito un servizio di navette gratuite per i passeggeri per gli altri scali siciliani. Il terminal A resterà ancora chiuso per le operazioni di bonifica. Violento incidente ieri sera sul lungomare di Santa Teresa di Riva. 2 mezzi coinvolti e 4 i feriti. Una 18enne incinta ha perso la bimba che portava in grembo. Sospeso dall'incarico il capo della Polizia Municipale di Isola delle Femmine, Antonio Croce, è accusato di aver utilizzato le auto di servizio per uso personale ed essere al lavoro anche quando era a casa. Una bombola del gas è esplosa nel balcone di una casa a Favara ad Agrigento. A causare la deflagrazione sarebbero state le alte temperature di queste ore. In chiusura il meteo anche per domani prosegue l'ondata di caldo che sta interessando la Sicilia. Agrigento, Siracusa e Ragusa faranno registrare i picchi più alti di 44 e 42 gradi. Diramata preallerta arancione per i rischi incendi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle 13:30.